a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, ben trovato, benvenuto e grazie per essere qui a Max del Papa che vedo in collegamento audio-video con noi. Buongiorno. Buongiorno Max. Ricordo a chi ci ascolta di farsi un giro sulla pagina Facebook di Radio Libertà dove ci sono tutti i link utili, innanzitutto ai tuoi 2 ultimi libri, Schiavi e Pandemonium. Pandemonium in tour, Sì. poi ci racconti come va. Peraltro in questo periodo sono tornati più che mai d'attualità i precedenti 4 o 5, non mi ricordo se sono gli ultimi da Vale Tutto in avanti 5 o 6, non lo so, comunque gli altri 4 libri che hai dedicato al periodo, tra i periodi peggiori della nostra storia, quello relativo alla vicenda Covid e sviluppi successivi, da Vale Tutto in avanti, no? Perché come tutti sanno c'è una canzoncella che stanno cantando tutti i media ormai, anche se ci tranquillizzano, ci rassicurano, eccetera, eccetera, Sì, come no. a proposito del cosiddetto antivirus, ma anche di questo parleremo. Io intanto però ricordo i link appunto sulla pagina Facebook di Radio Libertà, sul post introdotto da una meravigliosa poesia rinascimentale di Luigi Pulci. Godetevela pure quella perché questa è anche un'ora di cultura, no? Come diceva un illustre personaggio che non ha mai lasciato il nostro immaginario. Dopodiché abbiamo tutti i link ai luoghi in cui Max scrive e ha scritto tante cose interessanti. Come al solito io vorrei partire da quello che tu hai scritto, però innanzitutto ti chiedo come va, come stai e come la vedi. Che bella domanda, eh? Troppo caldo. Credo che Credo che anche voi sia lì. stato l'aprile e sta essendo il maggio più siccitoso di tutta la storia. Ma dirò di più, il giugno più arido di tutti i tempi. Si prospetta un giugno? Ma, no, è così già, è così, è già giugno. È già giugno. Forse... No, perché l'ha detto anche il telegiornale ieri. Sì? Sì, ma proprio non sto facendo ironia, lo dicono tutti i giorni. E poi il caldo siccitoso fa antivirus. Sì, facilita l'esplosione dell'antivirus mutato a sua volta, perché per ora pare che non sia così terribile a livello di contagio. Però può diventarlo. Attenzione, può diventarlo perché dopo lo diventa. Siccitosamente diventa anche pericoloso. Diventa pericoloso, sì. Sì. Lo sarà secondo te pericoloso? Diverrà pericoloso? Sì. È già scritto? Diventerà pericoloso? Certo, diventerà pericoloso. Lo scrivevano i pedofili di Epstein, tra i quali quelli che fabbricano le pandemie. Non è pericoloso, però lo diventerà quando negheranno le cure giuste e daranno i vaccini sbagliati. Allora lì ci sarà un'altra strage. Ci può essere anche una ottima saldatura con la crisi energetica. Ma certo, così si sta tutti in casa, ha già cominciato a dirlo Mattarella, no? Mattarella non è andato a dire, è andato a dire che il Covid non era come un'influenza. No, era un'influenza, dopo l'hanno peggiorata. Non invocate la verità per evitare i pericoli dell'antivirus e per cercare di uscire da casa. È andato là a far finta di difendere gli infermieri. Quali? Quelli che facevano i balletti, quelli che dicevano ti bucherò per 10 volte la vena senza prenderla, no? Dovete andare nei campi di concentramento. Io ho tutto, li leggo, i messaggi degli infermieri sotto Covid, li leggo. E lui è andato lì, ma con la scusa di difendere loro ha avallato retrospettivamente quella mostruosità di 5 anni fa, per dire adesso si rifà. Quindi Meloni cerca di comportarti, sai quello che devi fare, quello è andato a dire. Sì, Cioè, bisogna rifare tutto, eccetera. Beh, del resto, sbaglio o tu hai anche scritto a proposito dell'ultimo piano pandemico, quello appena preparato dal governo, che nella tua opinione è la zuppa del pan bagnato o il pan bagnato della zuppa che c'era prima? O sbaglio? Sì, è la stessa roba, però quest'anno per legge. Non più con i DPCM, per legge. Garantismo. Sì, chiamiamo in ballo il Parlamento, quindi è tutto a posto. È la stessa roba di prima, è arrivata 2 giorni prima che uscisse questo virus, è già passato questo virus. Infatti ne hanno trovato subito un altro, sempre sulla nave, che si chiama Nomovirus, più micidiale, perché quello lì è andato un po' male, non si riusciva bene. Però adesso con Nomovirus va meglio. O probabilmente serviva come prologo al libro che si sta scrivendo. Sì, è tutto predisposto. Ma noi ti rendi conto che siamo complottisti noi?
Sì. O no? Vabbè, ma sai, complottisti, ho letto un bel libro di Andrea Minuz, Egemonia senza Sì, cultura. ho visto che l'hai citato, mi ha incuriosito. Che Mi libro è? Che piace, mi libro è? Che piace. libro è? Insomma, è una rassegna, un pantheon di figure più o meno culturali, da sinistra a destra, per sostenere questa tesi, insomma, del conformismo culturale, che l'egemonia poi si traduce in un controllo burocratico e anche negli affari. Il solito Egemonia discorso senza scritto cultura bene. è un bel titolo, anche il titolo è bello, Egemonia Sì, senza sì, parte cultura. da Gramsci, demolisce un po' di questi luoghi comuni. È un libro fatto bene. Dove secondo me manca qualcosa è quando lui fa coincidere i Novax con i putiniani. Quindi da lì si delegittima tutto. No, è vero, è verissimo che tutta questa marmaglia Novax finisce per essere putiniana. Però è un po' troppo semplice così. Voglio dire che si può essere clamorosamente sfacciati e magari sbagliando a favore di Putin, e allo stesso tempo però si può anche essere clamorosamente nel giusto, magari per suggestione, magari per esaltazione, ma si può essere nel giusto quando si dice che questa storia della pandemia era una storia attrezzata, scritta a tavolino, un copione fatto apposta che è servito a quello che è servito, ma certamente non a salvare l'umanità. Tant'è vero che anche l'ex capo di AIFA, Nicola Magrini, è andato in commissione Covid e ha detto no, quel vaccino lì non serviva a niente. Le sue parole sono no, non immunizzava, al massimo frenava un po' il contagio. Un po' quanto? Un po', Fine. come dire, levatevi di torno. Io mi sono preso un cancro insieme a milioni di altri. Perché la scienza notoriamente funziona così, un tanto al chilo, no? Un bon. Quanto? No, Bon. Va bene così. ma insomma, poi dopo andiamo a leggerci, non è questa la sede, però ci sono tanti studi, tante cose che dicono che quei vaccini non servivano, confermati, certificati, la scienza. Ci sono i libri che lo dicono, ci sono i risultati, ci sono le statistiche. Questi vaccini a base di RMNA messaggero, il RMNA messaggero è una tecnica scientifica che è in voga dagli anni 60, è in studio. Negli ultimi 25 anni, diciamo, li hanno testati per combattere praticamente ogni forma di cancro, più altre patologie. Non hanno sortito risultati in nessuna di queste forme. Lo hanno subito buttato dentro per il vaccino Covid, con i risultati che abbiamo visto. E adesso lo buttano dentro per i nuovi virus che devono ricreare quel copione lì, perché avevano detto guardate Bill Gates, questi altri, guardate non è questione di se, è solo tempo, i tempi sono maturi per una nuova pandemia, diceva Gates, e i tempi sono arrivati. Sempre con questi preparati RMNA, ma l'RMNA messaggero è capace di modificare il DNA, provoca mutazioni genetiche, questa è scienza, non è che la dico io. Le mutazioni genetiche distruggono il patrimonio immunitario, aprono la porta a mutazioni interne, cancri, cose strane. E allora arriva Magrini e dice non funzionava, fermava per un po', quanto un po'. È una cosa da galera che invece è passata così, come passa quasi tutto in Italia. Ora la rifanno con gli stessi ingredienti, però siccome il copione era troppo uguale, si è sgonfiato subito perché si capiva, insomma. Allora stanno cercando delle nuove varianti, ma insomma bisogna che tutti tornino chiusi, perché poi il punto è quello lì, tornare a chiudere tutto e tutti. Io l'ho già detto, non mi fido neanche della Meloni, la quale ha mandato fuori un piano pandemico che è la fotocopia di quello vecchio. Vaccini, mascherine, tamponi, vaccini e chiudere. Sì, insomma, gli strumenti sono Per legge quelli, però fatti girare per il sono quelli. E Fatti... Mattarella è andato là e ha detto stai attenta perché tu già sei in bilico, stai attenta, sai quello che devi fare. Allora, che poi dopo questo venga a fare Cartesio, il dubbio metodico, ma dai su, cioè qui
questa cosa è vissuta solo di certezze e assurde certezze, criminali certezze. Vaccinatevi la 1, le 2, le 3 volte, le 4 volte, a oltranza, le 5, le 20. E poi hanno soffocato tutti i riscontri scientifici quando dicevano che questa cosa non funzionava. Ma l'hanno detto, ma quante volte in commissione sono andati a dire che non funzionava? Quelli che li hanno obbligati, tutti, no? Magrini è solo l'ultimo. Vabbè, però noi abbiamo una commissione parlamentare di inchiesta che è anche molto interessante a volte quanto ai contenuti, ma il Sì. cui riflesso pratico è pari a zero. No, non ne parla nessuno. Proprio perché se Magrini fosse andato a dire, prove alla mano, è servito a quello, ci sono le prove, che c'era la terapia giusta, che era il cosa giusto, l'avrebbero ripreso tutti i giornali. Siccome loro vanno ad ammettere di avere fatto delle scelte criminali, cioè l'AIFA doveva stabilire la funzione di un farmaco, la sua efficacia e anche stabilire che non fosse dannoso. Invece copriva il contrario, non era efficace e avvelenava. E allora nessun giornale ne parla. Quindi, insomma, si torna a Mattarella, gli infermieri. Allora io mi chiedo, se tanti medici, Silvana De Mari, la Barbara, la mia amica Barbara Balanzoni, anche lei è mia amica, ma tanti sono stati sospesi o radiati perché dicevano che questi vaccini non funzionavano ed erano pericolosi. Poi gli stessi responsabili ammettono che quei vaccini non funzionavano e erano pericolosi. Allora io mi chiedo, perché come prima cosa questi medici non vengono riabilitati in tutti i sensi e perché invece continuano a girare i virologi, i venditori di pentole che garantivano una dose, 2 dosi, 3 dosi, 10 dosi, funziona, bisogna farlo, andate in galera, andate ai domiciliari, se è morto uno per il vaccino non chiedetelo a me, siete porci, siete cani, siete sorci, andate in campo di concentramento, siete handicappati, io ho tutto, Perché non vengono arrestati questi? Perché la situazione resta così? Cioè, se quei medici avevano ragione è giusto riabilitarli, no? Io conosco gente che ha avuto la vita rovinata, anche professionalmente, non ha più un soldo, non può più esercitare. Perché non vengono riabilitati questi e non vengono messi sul banco degli imputati quelli che garantivano cose false? Beh, da un punto di vista logico dovrebbe essere così, ovviamente. Da un punto di vista pratico, assolutamente no. Quindi vuol dire, vuol dire che a proposito di egemonia senza cultura, non è cambiata la cultura di fondo, chiamiamola così, cioè la sostanza più che cultura, perché cultura è un termine a sproposito in questo caso, però la sostanza non è mutata. Ma sai, la tesi di Minus è che alla fine questa egemonia di stampo gramsciano, che nessuno poi ha saputo precisare, a partire dagli anni 90 si è sfilacciata, cioè è rimasta... Ma poi scusami, a parte l'egemonia da un punto di vista culturale, che è un concetto discutibile, a me sembra un'egemonia da un punto di vista di posti, poltrone e potere, quello sì. Sì, ecco, è rimasto quello. Lui dice questo, Minus, è rimasto quello, cioè la cultura come pretesto è un'onda lunga, che però è diventato uno stigma, uno stilema moralistico, noi siamo i migliori, noi abbiamo la cultura, e poi adesso che non è neanche più sostenibile quello, perché quando la sinistra fa cultura con zero calcare, la Murgia, giornalisti come Giannini, tutta quella roba lì, come, che ne so io, la Berlinguer, è chiaro che non si può neanche più parlare di cultura. C'è questa egemonia che però è nei posti, è nell'organizzazione, è negli ospitate, nei contratti, nelle fiere letterarie, e a questa cosa si è adeguata anche la destra, che infatti vedi, la destra ha un potere, sono sempre stati disprezzati perché non facevano cultura, perché erano rozzi, perché vanno alla cultura e il Ministero della Cultura si rivela in una legislatura la cosa più ridicola di tutto il governo, di 4 anni. Trovano solo ministri incredibili, prima San Giuliano, poi questo Giuli. Litigi, polemiche, scazzi, il governo che ne patisce, la Meloni che di certe cose secondo me non si occupa finché non ne scoppiano in mano. E quindi alla fine legittimano anche il disprezzo di cui sono stati gratificati per 80 anni, perché non sai produrre un minimo di cultura. Poi diciamo la cosa com'è. Sulla storia della Biennale, io non sopporto le balle da nessuna parte. Allora, primo,
È vero che Buttafuoco è putiniano, è un putiniano totale, è una specie di propagandista del putinismo in Italia. Quindi cominciamo a dire questo, e le sue scelte sono tutte improntate a questo. Lui è islamico, lui è quello che si vuole, islamico, occidentale, quello che vuoi, però lui è un putiniano come altri. Da qui la faida non gli è stato perdonato, si può discutere. Il governo a trazione Meloni è filo ucraino in una maniera totalmente, è filo europeista, filo ucraino, è un governo neodemocristiano. Allora lì si sconta questo, che Buttafuoco rimane uno della destra anti-occidentale e anche anticattolica, e quindi fa delle scelte da putiniano. E dall'altra parte c'è un governo che è neodemocristiano e quindi sposa tutte le istanze dell'Unione Europea, che si è rinnegato completamente. La Meloni sta cercando di cambiare totalmente volto al partito. Io mi chiedo perché non riparte da una lista sua. È inutile continuare questa specie di tracheotomia, cioè non si capisce più cosa sia Fratelli d'Italia. Ci sono i nostalgici. Però nel merito, fammi lì dire... nel libro ho detto, no. Sono i nostalgici che però guardano, sono assuefatti, sottomessi all'Unione Europea, a Ursula von der Leyen. Cioè è un minestrone, da lì si però, scazzano. Max, nel merito, che non si mettono d'accordo. Nel merito della Biennale, fammi dire, putiniano o non putiniano che sia Buttafuoco, io trovo assolutamente giusto che un padiglione come quello della Russia venga aperto alla Biennale d'arte, no? Allora, perché se no siamo al ridicolo. Questo sì. A questo sì, siamo d'accordo. Sono d'accordo, la penso anch'io così. Sto dicendo una cosa però, questa storia del pluralismo, che la cultura non ha bandiere, non ha cose, la possiamo dire noi, ma Buttafuoco la usa in modo strumentale, cioè è falso. Nella logica di Buttafuoco è falsa. Lui è un putiniano. Lui è un putiniano. Quindi non è prevale lui vuole fare quella propaganda lì. Dopodiché sì, lui sì. Poi c'è il discorso che magari fa Sgarbi, che è tornato in nave, sul fatto che è giusto, anch'io lo dico, è giusto, è sbagliato proibire la cultura russa, l'arte russa. È come dire il direttore però d'orchestra russo. Non è questo il presupposto. Ne fanno. Allora, la cosa grottesca è che Buttafuoco ne fa un discorso ideologico o forse di convenienza, è un putiniano totale. Giuli, che è quello con l'aquila fascista tatuata sul petto, lo vuole, e dovrebbe essere più putiniano di lui, più a destra, anche occidentale di lui. Gli si mette di traverso, lo boicotta, perché l'iperfascista Giuli e licenzia chi caccia i soldi, chi non caccia soldi per il documentario su Regeni. Chi non caccia i soldi per il coso. Dopodiché va dalla Meloni, la quale, essendo a favore di Orban, il blocco di Visegrád, però per l'Unione Europea gli dice datti una calmata. E lì tutti che si litigano con tutti. Mi sembra, cioè questo è un governo che poi casca per implosione. Non casca neanche per quello che ha fatto. Hai citato... Adesso deve venire fuori un altro paio di ministri con l'amante. Puttanieri, Ma, casca per ste robe il governo. Se l'ha detto Concita, non ci arriva all'estate. L'ha detto Concita De Gregorio. No, ma Concita l'ha detto perché le hanno detto dillo. Perché ci sono delle manovre anche lì che devono partire, un po' come la pandemia del fantavirus. Quali ha detto manovre? Tu fallo, perché la Concita di suo non muove neanche una penna. Le hanno detto fallo. In vista di quali manovre? Il momento è propizio. Quali manovre? Far cadere definitivamente la Meloni. Entro l'estate. E ripiazzarci il tecnico di turno prima del voto? Beh, il disegno è quello lì, lo diciamo da tanto tempo. No, ma poi a marzo la cosa interessante è che quel disegno lì che tu cassandrescamente avevi diciamo già delineato tanto tempo fa, adesso è molto meno improbabile di quanto non fosse fino a poco fa. Sì, lo so, che dopo mi dicono che io do i numeri, ma c'è anche la faccenda della Marina Berlusconi che ha dovuto poi ne parliamo, però ma... ho una curiosità. Tu hai citato prima, com'è che l'hai chiamato tu il Presidente della Repubblica nei tuoi articoli, Mattarella? Gli hai dato un nomignolo con un aggettivo. Allora, non l'inappuntabile, adesso mi sfugge, non è l'inappuntabile. Non il munifico, il magnanimo. Il magnanimo. Ecco, il magnanimo, sì, chiedo a Simone in regia di inquadrare questo lancio dell'agenzia ANSA di stamani,
che lo ritrae accompagnato da questa, non saprei come definirla. Ma chi è questa qui? Appunto Anna Pepe ha fatto il selfie con Mattarella al Quirinale, partecipando alla Sì. cerimonia per l'anniversazio, sarebbe l'anniversario della SIAE. Grazie per l'invito, Mr. President. Ma tu la conosci Anna Pepe? No, credo che sia. Non so se è una cantante o un influencer o tutte e due, dalla faccia, però non so chi sia. Però dalla faccia, non ragionare come Lombroso, dalla faccia. No, io sono lombrosiano totale. No, io infatti ho detto non so chi sia perché allora pensavo che fosse un pupazzo da come è tirata lustra, però credo che sia un essere vivente, diciamo, da quello che risulta qui. Perché un essere senziente. Senziente, diciamo, e chattante e influencerizzante. Sì, perché però io devo fare qui, se subito fate il selfie col Mattarella. La Queen, la chiamano la si era Queen. fatto i selfie anche con i Ferragnez. Sì, li porta male, dici. Te lo ricordi? Sì. Quando dovevano andare in politica tutte e due, lei col PD e lui coi grillini. Comunque, poi lui adesso si è riconvertito all'estrema destra, ma prima era grillino. Questa qui la chiamano la Queen. La Queen stamattina al Quirinale di Roma. La Queen. La Queen al Quirinale. La Queen al Quirinale. Non lo so, non so chi sia. Allora, Anna Pepe, dice l'agenzia ANSA, è la rapper di Bando, 30 gradi e Désolé. Conosci? No, non ho avuto il dispiacere. Ha postato sul suo profilo Instagram, influencerizzando lo scatto che l'ha immortalata con Mattarella. Grazie per l'invito, Mr. President. Tu ti immagini se io vado là e dico a Mattarella, nonno, facciamoci un selfie? Minimo, se mi va bene mi fa portare via dai corazzieri, se mi va bene, se no dai carrozzieri. Però Pepe sì. Calcio e Pepe. Anna Pepe. Vabbè, senti, parliamo di cose importanti invece, perché finora abbiamo girovagato intorno a cose anche vagamente irritanti, urticanti, fastidiose per certi versi. Tu hai scritto un bellissimo articolo 12 maggio, cioè 2 giorni fa, su nicolaporro.it e hai messo anche hai messo anche in video questa tua riflessione intorno l'hai citato prima, a ciò che ha detto qualche giorno fa un illustre giornalista di quelli sempre presenti nei salotti televisivi e che fanno parte del mondo che conta, diciamo così, cioè Massimo Giannini. Massimo Giannini è scivolato, poi lui ha detto che in realtà da vicino ha vissuto il problema, conosce benissimo cosa vuol dire essere disabile, non eccetera, è vero. eccetera. Comunque ha lui detto che sono ignoranti i fascisti che non sono analfabeti e non capiscono quello che dice lui. Ha detto una cosa francamente sgradevole, no? Che se uno sta su una sedia a rotelle è una vita inutile sostanzialmente. Sì. Ecco, allora a te è venuta in mente una cosa, io l'ho trovata molto bella perché è una cosa che dà luce, dà calore, dà umanità, quello che hai scritto e quello che hai anche raccontato in un video sulla tua pagina di YouTube, tutto linkato sul post che introduce la nostra conversazione sulla pagina Facebook di Radio Libertà, ma lo trovate facilmente su YouTube, il canale di Max del Papa. Hai fatto 15 minuti dove hai ripercorso ciò che hai anche scritto sul sito di Nicola Porro. A proposito di una tua esperienza quando hai fatto il servizio civile, in quel di Capodarco, no? Vicino a Fermo, in quel di Fermo, tanti anni fa. Sì. Ecco, non ce ne vuoi parlare? Perché io ho trovato questa tua riflessione molto bella e credo che sia utile, a parte che chi ci segue può poi sia leggere l'articolo che andarsi a vedere i 15 minuti di video. Però credo sia utile condividerla anche qui in trasmissione perché riporta a una cosa essenziale alla fine, no? Perché poi noi cosa facciamo se non in quest'ora cercare di discutere, di tirar fuori lampi di umanità dalle varie questioni di cui parliamo, perché sennò che senso avrebbe questo nostro discutere? Non avrebbe nessun senso, credo, se non ci fosse un minimo di verità, di onestà e di umanità da cercare di mettere in luce con tutti i nostri limiti, perché ciascuno di noi è limitato, oltre che limitante, diciamo così. Quindi, con tutti i nostri limiti. Io molto. Io pure, chiaramente, ma chiunque di quelli che ci ascoltano se sono onesti con se stessi, no? Però non è quello il punto. Scava, quello che conta alla fine non è tanto prendere posizione, avere un partito, una tessera, una superiorità, un reddito, dei soldi, una posizione, la carica di il caporedattore e questo e quell'altro. Non è quello che conta. Quello che conta è avere amore per se stessi, per il prossimo e un senso di umanità, io credo alla fine, no? Che sono robe che non sono incasellabili né nella professione che fai, né nel titolo che hai, né nel reddito, né
nella presenza in TV o meno. Quindi diciamo, al di là di tutto, questo è un lampo di umanità bellissimo che tu mi hai regalato come lettore. Chi lo leggerà se ne farà una sua opinione e del quale vorrei invitarti a parlare, perché in effetti a me ha dato fastidio, ho visto il video, che però è in perfetta armonia con la sicumera, col giudizio tranciante che questi personaggi hanno sempre, perché ce l'hanno su tutti gli aspetti dei quali si occupano, no? Che siano la politica, che siano l'essere umano, che siano i valori, le idee, eccetera. Questi sono sempre gente che parla col libro in mano, col giudizio tranciante e con un senso di superiorità strabordante, che alla fine li fa anche uscire dal binario dell'umanità normale, perché quello che ha detto Giannini, che se uno sta sulla sedia a rotelle è una vita inutile, a me mi sembra una roba oggettivamente schifosa. Poi lui la può girare come vuole, e l'ha girata come ha voluto lui, però l'ha detta, no? C'è poco da fare. E allora tu sei partito da lì, dal nucleo della questione, no? Cioè se tu vivi sulla sedia a rotelle, vivi una vita che è indegna di essere vissuta. E apro una parentesi, allora si capisce anche perché tutta sta discussione in questi giorni sul fine vita, no? Sembra che il problema numero uno o tra i problemi principali della politica adesso ci sia trovare il modo in cui uno si può ammazzare, no? O puoi farlo fuori, legalmente. Sì, anche lì vedo che la destra va dietro alla sinistra. Totalmente, mi su sembra, questa no? problematica. Perché auspice, guarda un po', la levatrice, diciamo, di questo bellissimo discorso, riverniciato con la dizione oscena di diritti civili, è niente meno che Marina Berlusconi, no? Questo è un'altra delle assurdità del momento, ma comunque, al di là di questo, ci parli di Chiara e della sua vita inutile? Ma sai, adesso cerco di non ripetere quello che ho Anzi, aspetta, perché sono le raccontato. 10:29, sono le 10:29, quindi Sì. abbiamo Va questa bene. piccola pausa e poi Sì. scopriamo chi è Chiara, perché credo che faccia bene sapere e conoscere Chiara a tutti quelli che ci ascoltano. Mm. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema alla bava di lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema alla bava di lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperose, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema alla bava di lumache biologiche o dermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030 68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Siamo di nuovo in diretta con Max Del Papa. Max, Luciana da Muggio ci aveva scritto, prima che io introducessi il tuo articolo su Chiara, mi regalate un vostro commento sulle affermazioni fatte da Massimo Giannini, a cosa servirebbe vivere oltre 100 anni se ci si trovasse da una ventina sulla sedia a rotelle? Grazie ad entrambi. E devo dire, Luciana ce l'ha chiesta questa cosa prima che io introducessi questo tuo articolo, del quale quindi a maggior ragione ti invito a parlare. Chi ci ascolta lo legge sul sito di Nicola Porro e se lo ascolta sulla tua pagina su YouTube, però credo appunto che valga la pena parlarne. E ringrazio anche Luciana perché ci ha anticipato, tra l'altro.
Sì, allora bisogna fare una premessa, se no finisco per ripetere tutto quello che ho già scritto, che ho già raccontato. Cioè, io poi mi chiedo, ma No, esiste fammi dire solo una l'umanità cosa, a sinistra? perché ha usato, diciamo così, Giannini quella parola lì, inutile, no? Sarebbe inutile Sì, vivere oltre 100 anni. Invece, al contrario, ciò che tu hai messo in luce è che non è stato affatto inutile vivere un tratto della tua vita con una persona non solo su una sedia a rotelle, ma per me praticamente no, per noi no. completamente paralizzata in pratica. Perché ti ha dato qualcosa che ti è rimasto per sempre, no? Chiudo la parentesi, scusami. No, dicevo, ma esiste poi l'umanità a sinistra? Io penso di no, nel senso che anche lì è tutto un fatto di ideologia e l'ideologia poi porta alle finalità. Ma a chi serve questo discorso? Lo facciamo per un altro discorso, le correnti, gli equilibri, chi comanda dentro il PD, io dove mi metto. Quindi tutto viene alla fine, anche i drammi, viene piegato a quella logica lì. Allora, Giannini dice che insomma campare 20 o 50 anni in sedia a rotelle è inutile, allora si pensa che questo poi va a servire al discorso sul fine vita. Il fine vita è una battaglia che è umanitaria, però non frega niente a nessuno dei tormenti, dei drammi di chi è in una situazione particolare. Il fine vita serve a stabilire un'egemonia ideale, ideologica della sinistra, e allora con la fine vita possiamo poi aprire alla battaglia zen, del decreto Zan per gli omosessuali, chi li contesta va a processo, le famiglie omosessuali, l'utero in affitto, cioè è sempre un rimandare, un rimandare. Io ho visto questo anche, cioè se noi riusciamo a buttar là una frase infame, che però la inquadriamo in tutto un discorso ideologico, magari cade la Meloni. Cioè sono sempre finalizzati. E allora io dico, ma cioè perché loro pensano sempre, no, restare umano, la flottiglia, la Palestina, i diritti dei disabili, i diritti di quei... Invece in realtà non gliene importa assolutamente niente. Usano tutto e tutti per un discorso ideologico, cioè egemonico, cioè di potere. Detto questo, a me è venuta in mente questa cosa perché poi le nostre esperienze ci seguono. Io ho fatto il servizio civile, non essendo mai stato militante da nessuna parte, a destra, a sinistra, me ne sono sempre proprio beffato di queste cose, ho sempre avuto la mia testa, la mia addirittura, giusto o sbagliata che fosse. Ho fatto il servizio civile, l'ho fatto in una comunità dura, a Capodarco nel 1990. Mi sono messo alla prova, io giovane, laureato, viziato, senza nessuna esperienza della vita, mi sono messo alla prova in un anno con tutta una serie di emergenze, di problemi e di problemi concreti da risolvere. Perché? Perché insomma a Capodarco c'erano e ci sono tutte le disabilità possibili. Allora mi è venuto in mente questo discorso di Chiara, che pesava più di un quintale e che stava sempre sdraiata o semisdraiata in una carrozzina rinforzata e che non muoveva niente, muoveva sì e no le falangi di 2 dita. Quindi una vita sì, la sua sì, inutile, e lei lo diceva, però lo può dire lei, non lo può dire Giannini. È stata inutile per lei perché oggettivamente una vita continuamente paralizzata, uno dice che campo a fare. Però al di là del fatto magari anche patetico da parte mia, che la sua inutilità ha acceso in me, in noi, una serie di questioni, di maturazioni, di confronti con l'esistenza, quindi noi in qualche maniera abbiamo preso in modo parassitario il dramma di quelli che cercavamo di aiutare. Però devo anche dire che in una situazione così estrema, questa Chiara voleva vivere. Sì, diceva sempre voglio morire, però poi nel sorriso, nella sigaretta, nell'uscita insieme, lei voleva vivere. Cioè andiamoci anche piano, io non sono pregiudizialmente contro il fine vita, capisco che uno abbia voglia di farla finita e deve essere una scelta sua. Non
non mi torna, mi preoccupa quando diventa una scelta di Stato. Ecco, tu l'hai scritto un articolo sul Giornale d'Italia, no? Sul fatto Sì. dell'istituzionalizzazione del suicidio. Quello non mi torna. La Chiesa lo sa benissimo. La Chiesa, da quando è nata, sa perfettamente come fare perché per salvare le capre e cavoli. La capra dell'ortodossia del Vangelo con il pietismo umanitario. Quando uno vuole morire e non ne può più, lo si aiuta. Ma lo si aiuta in modo senza dirlo, in modo senza farne una cattedrale burocratica, perché allora a quel punto lì puoi mandare a morire chiunque. Lo si aiuta come si è aiutato tantissime persone. Camilleri si è ammazzato, per dirne una, non ne poteva più di vivere cieco a 94 anni, tantissimi. Schulz, quello dei Peanuts, si è ammazzato, e lo sanno tutti. E c'è un discorso di rispetto. Anche Salgari. Ma certo, e c'è un discorso di rispetto, la Chiesa lo sa. Altra cosa è dire facciamo finta di dargli il diritto ad ammazzarsi così poi ne abusiamo. Io questo non accetto e ho visto che anche nella disperazione più inutile, per dirla come Giannini, io non ho incontrato gente che diceva non vedo l'ora di morire, ma non gente che diceva mi voglio ammazzare. Ma poi sai che cosa? Giustamente. Allora ho fatto questo discorso, dove la condivisione, che cos'è? La condivisione non è l'inclusione, il migrante, la politica. Per me la condivisione è un fatto esistenziale per cui noi vivevamo, fumavamo, ci facevamo la doccia con chi non poteva farlo da solo. Si condivideva veramente tutto, perché non c'è atto più intimo di lavarsi e pulirsi insieme, pulire un altro corpo vivente. E alla fine ti devo dire che dopo il secondo giorno di comunità, cioè tu dici cazzo, pulire il culo a uno che non ne sei tu, se non è tuo figlio bebè. Invece no, al secondo giorno, al terzo giorno, tutto quello che nella vita avrei immaginato fosse insormontabile era totalmente naturale per me. Io ho vissuto quella cosa. Io ho vissuto la doccia con una persona in carrozzina mentre io la docciavo, mi docciavo e fumavo. Anche cose abbastanza assurde, perché tu fumi una sigaretta o peggio di una sigaretta mentre fai la doccia a uno, te la fai tu, è tutto un bordello. Ma era bellissimo e non lo dico per retorica. Io non ho mai provato una libertà così. Io che sono sempre stato un po' insofferente delle regole, degli schemi, delle cose. Ho vissuto un anno totalmente al contrario e per me quell'anno è stato fondativo perché vivevo come volevo vivere. Forse sono io che sono sempre stato un disadattato, ma vivevo come volevo vivere e non avevo nessuna sensazione aiuto il disabile, no. La cosa era di notte, quando io finivamo di fare i servizi, erano giornate di 24 ore, ma ne duravano 72, Allora la notte verso le 2, quando tutti dormivano, io con i miei colleghi rubavamo una macchina o un furgone, rubavamo, Don Vinicio sapeva perfettamente, e andavamo in giro a fare le zingarate in Abruzzo, in Emilia Romagna, e spesso portavamo anche col furgone persone in carrozzina. Non è che c'era questa andavamo perché eravamo insieme. Non è che tu lo facevi per un fatto umanitario, eravamo diventati amici. Sì, per condivisione reale. E andavamo e si tornava indietro alle 6 della mattina, miracolosamente. Poi io alle 6:30 aprivo il bar e cominciava un'altra giornata. All'epoca avevo 25 anni, ero integro, potevo farlo. Dopo sono stato male un anno però di quella vita, perché puoi fare una vita così. Cioè io volevo fare la rockstar, volevo fare il tossico consumato da rockstar e l'ho fatto in una maniera, se vuoi, più virtuosa ma anche più ipocrita. Senza drogarmi, relativamente senza drogarmi. Però ecco, con la copertura del fare le cose, il bene, utili. Me ne è uscita un'esperienza a volte drammatica, tragica, la solitudine della malattia, che poi avrei provato io stesso molti anni dopo. E però quel senso anche di allegria, di condivisione. Cioè, una come la Chiara, che pesava più di 100 kg e che era totalmente paralizzata, quante volte lei rideva sempre con noi. La volgarità, la presa in giro,
anche il cinismo. E lei rideva. C'era un'altra persona che si chiamava Mariella, che aveva le braccia, ha vissuto tutta la vita con le braccia rigide, così. Quindi altro che vita inutile, sul girello. E noi la chiamavamo Mazinga. Ma non c'era cattiveria, o se c'era era superata da... Ecco, c'è stata un'esperienza che io ricordo potentemente, sono passati quasi 40 anni, non tanto perché ho fatto il bene, no, ma perché lì io ho trovato una dimensione e tante volte mi sono anche chiesto se non avessi fatto meglio a continuare a vivere lì dentro. Non ho vissuto perché io non ho la testa da comunitario, perché la comunità con tutti i suoi pregi però era un ambiente molto ideologizzato, era una comunità di sinistra. Don Minicio è sempre stato un sacerdote di sinistra, quindi a me stava stretta quella cosa lì, avevo bisogno dei miei spazi, non mi andavano i contesti militanti. Ma da un punto di vista esistenziale io mi trovavo meglio lì, forse era anche una dimensione che deresponsabilizzava. Dai, la comunità come chiesa ti copre, tu sei dentro, hai molte meno... piuttosto che fare questo mestiere nel quale io non mi riconosco, perché se io devo considerarmi giornalista per far parte di un contesto, non parlo adesso di Giannini in particolare, dico in generale, uno che dice che la vita dei disabili è inutile, glielo fai notare che sei un fascista, quell'altro che dice andiamo alla gintoneria, andiamo nei casini, uno chiuso, 100 aperti, sei tu che non capisci, tutto il balletto delle appartenenze, dei leccati di culo, perché dai, anche sta cosa, di Buttafuoco, di Giuli, così, sono tutti giornalisti questi qua, sì. E poi ti fanno la guerra su quelle basi lì. Allora, se il prezzo deve essere così, ne faccio volentieri a meno. Infatti sono uno che non ha una... Io non mi trovo, a 62 anni non mi trovo una coscienza sì, ma una dimensione no. Cioè chi sono, cosa ho fatto, soprattutto cosa vado a fare ormai. E vivo molto con disagio. Allora mi è venuto in mente quell'anno che per me è stato felice e ho detto, ma guarda questo se deve dire una roba del genere, non ha capito niente. No, appunto, dico... Tu non non pulisci il culo a una persona e fai quei discorsi lì. Uno che pulisce il culo a una persona non si sogna di farlo, ma non per un fatto di pietismo, di rispetto, di valori, di ideologia, perché proprio non te lo sogni. Non ce l'hai quel cervello lì. Uno che fa un discorso così è uno della sinistra giornalistica, tutta elitaria, con le braccine, con le cose, che sta lì, tesse le sue trame, le sue tele, ma non ha nessun tipo di collegamento con la vita vera. Uno che vive di talk show, di trasmissioni, di equilibri, di correnti, la Concita, la Bianca, vado lì, vado là, ecco. Mi è venuto in mente questo, tutto lì. Luciana ci scrive a questo punto, grazie, ci manda 2 cuori. Anche voi mi confermate il mio pensiero. La conoscenza arricchisce sempre, malgrado tutto. Bisogna avere il coraggio di fare delle esperienze. Altro che inutile. Posso dire una cosa? Io non ho avuto come No, che poi scusami, no, ti lascio subito la parola, però anche l'utilizzo dei termini ha un peso, un significato. Cioè, cosa vuol dire allora utile? Cos'è utile? Utile è per quelli lì. Cos'è pensare utile? di dire che la Meloni è una fascista, farla cadere, quello perché è utile. poi dopo, ma come ci mettiamo? Beh, è tornato Conte che ha ringraziato Dio perché lui non aveva un cancro, io ce l'ho avuto grazie alle sue scelte, molti di noi l'hanno avuto. E allora dice adesso facciamo i conti, fammi dire che, no, scusami, perché la Ilaria Salis non guida proprio niente, ci sono io, ma poi come ci mettiamo con Elli? No, ma fammi dire ma anche lì, Salis, anche lì, questo è utile. ma di fronte al fatto che Conte torna, vabbè, lui se l'è scampata, il tumore non ce l'ha, era benigno e compagnia bella. Noi sì, però aspetta, però il commento a me mi ha dato fastidio. Io non so se sono fatto male io, sì, lo so. Ma questo qua che dice io sono stato assente 10 giorni, quella lì sono 4 anni che è assente. Ma chi sei? Chi sei, umanamente parlando? È uno che usa anche Padre Pio. Appunto. Io di Padre Pio ho paura della sua severità. Lui se lo sbandiera o tiene in portafoglio, io avrei una paura che mi incenerisse. Cioè se io fossi andato a confessarmi a Padre Pio, quello minimo mi pigliava a calci in culo. No, ma invece c'è gente che lo usa proprio, no? Per le sue malefatte e dice no, adesso questo, 4 anni io... Ma l'Ilaria Sali ci sono io che guido, cioè Travaglio che dice alla figlia di Tortora Portobella, pigliati il Malox, ecco, queste sono le cose utili.
Io non ho avuto il brodo di cultura delle ceneri di Gramsci, non ho avuto i quaderni dal carcere, mi rompeva, poi li ho studiati, ma mi rompevano i coglioni. Io ho avuto altre cose. Io ho avuto Guareschi, ho avuto quell'umanità lì, ho avuto certi libri, ho avuto certi artisti, poeti della vita. Io ho avuto Renato, che mi ha sempre detto: devi avere il coraggio di vivere. Il coraggio di vivere non è solo il coraggio di restare vivo, ma di osare, fare le tue esperienze. E quando quell'anno lì, io ero ripreso con Chiaro, io andai a un concerto di Renato a San Benedetto del Tronto nel 1990 e provai un'emozione. E adesso mi torna in mente, perché è come se, cioè, io devo ringraziare lui. Se io sono andato anche a fare Capodanno è anche perché ero infatuato di quest'artista che mi diceva: devi avere il coraggio di sfidare i tuoi limiti, di sfidare le tue paure, mettiti alla prova, buttati in mezzo agli altri. Mi potrete dire che non sono stato egemonicamente gramsciano, non me ne frega niente. Tanto io non so fare quello che fate voi, ma voi non avete fatto quello che ho fatto io nella vita. Parlo di esperienze. Il coraggio anche di guardare in faccia il dolore e di ridergli in faccia. Io ho solo questo. Allora, abbiamo pochi minuti, siamo già arrivati alle 10:48. Chi vuole intervenire però può farlo, le linee le apriamo adesso. Se volete intervenire in diretta 02 92 94 72 22. Poi ci sono alcuni messaggi. Giannini scrive: un ascoltatore ha dimostrato che non tutte le 104 sono rilevabili a prima vista, per alcuni devi prima sentirle parlare. Saluti Gianluca, un 104 disincantato, scrive l'ascoltatore. Poi abbiamo un audiomessaggio un po' di qualche decina, anzi un po' di più di minuti fa, delle 10:08, però ce l'abbiamo in archivio, lo sentiamo adesso. Ehi, ciao Giulio. Allora, ieri ero fermato in Francia, mi sembra a Bordeaux, una nave, perché a bordo aveva dei casi non di epatite, di difterite, dei casi di difterite, una malattia per cui nel mondo muoiono centinaia di persone con la difterite, che è semplicissima diarrea. Vabbè, è fermata la nave. Questo è il vento delle Canarie che impedisce, però insomma l'allarme. L'allarme, salutiamo Roberto. Lo so. Si riferiva alla prima parte della nostra conversazione, quella sull'allarme, giusto appunto. Mentre l'agenzia ANSA in questo momento, e tu te ne sei occupato a modo tuo, devo dire, e per me in maniera encomiabilissima, apre con, indovina un po', la vicenda di Garlasco. Appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio. PM di Pavia li trovano in una bozza in un fascicolo dei carabinieri, indaga Brescia. Allora, io sto diventando sempre più disgustato, no, da tutta questa roba qua, perché c'è un nucleo di sostanza che puntualmente è ignorata, no? Che starebbe nelle altre inchieste, quelle sulla corruzione in ambito giudiziario, sulla corruzione in ambito finanziario, imprenditoriale, locale e non solo, e politico, perché c'è anche un aspetto politico. Se non c'era quella storia lì politica e di corruttela finanziaria, mica lo riaprivano quel caso. Stasi poteva marcire in galera, stavano bene a tutte queste cose. Però qua, secondo me, allora, ancora una volta l'oroscopo è tutt'altro. Appunto, noi abbiamo parlato tante volte di processo mediatico a sproposito, ma qui siamo ben oltre. Abbiamo tracimato ben oltre i confini del processo mediatico. Questa qui è una farsa oscena e disgustosa sul corpo di una ragazza morta a martellate. Io userei una frase abusata, però in questo caso sembra vera. È lo specchio del paese. Porca miseria, siamo messi bene se è lo specchio del paese, però lo è, indubbiamente lo è. Che sia uno specchio calato a forza sul paese o che rispecchi veramente il paese, non lo so. Non so se abbiamo delle telefonate. Una la prendiamo subito. Pronto? Buongiorno, Maurizio dalla provincia di Milano. Buongiorno Kenark, buongiorno a Max del Papa. C'è sempre una prima volta nella vita, nonostante ascolto quella che era un tempo Radio Padania Libera,
dal 1997 è la prima volta che ho questa possibilità di poter dialogare direttamente con lei che è Narca e soprattutto con il grandissimo... Sa che quasi mi emoziona. No, 1997, si figuri, sono 30 anni quasi. Allora Canarca, quando lei c'era ancora come direttore Salvini, e mi ricordo che un giorno lei le servì il caffè, addirittura. Erano i tempi che se uno andava in giro con la Padania sotto braccio, il giornale, dicevano no, prima che ti crei dei problemi. Comunque non è questo il motivo della telefonata, ma innanzitutto, anche se siamo al telefono, una stretta cordiale di mano e un affetto verso di voi. Grazie. Questo sicuramente. Il motivo che mi ha portato alla telefonata, poi concludo, per quello che diceva Max del Papa per quanto riguarda certe fuoriuscite, concordo benissimo per quanto riguarda Renato Zero, che per me è un poeta, non un cantante, ed è una persona che ha un'idea della vita magnifica, questo, mentre invece anche se mi assumo le responsabilità di quello che dico, ciò che si è permesso di fare e di dire Antonello Venditti 2 anni fa in una sua occasione verso una disabile, io dico soltanto una cosa: lui ha avuto una grande fortuna, che il padre di questa persona è stato veramente un grandissimo cafone. Quando ha detto fatela stare zitti, fatela, poi ha capito che era una persona disabile, poi con molta scioltezza ha chiesto scusa. Veramente è stato un grandissimo cafonazzo, e lo è. Non è l'essere famoso, non è la potenza economica che uno può avere, è stato un grandissimo cafone. E concludo, Renato Zero, ai tempi che c'era Rai Radio 2 e Stereo 2, Venditti ancora una volta disse ma anche se la strage del sabato sera, insomma, stiamo facendo un polverone per che cosa? Per qualcuno che ha commesso una stupidata in macchina. Ecco, dico soltanto questo. Vi devo salutare che sono sul posto di lavoro. Bene. Grazie, un abbraccio a entrambi. Grazie a te. Sono 30 anni che ci ascolta, incredibile. Vabbè, Max, io volevo invitarti a dire la tua su quella roba lì di Garlasco, perché chiudiamo il cerchio su questa cosa qui, perché tu hai detto lo specchio del paese, però io ho la sensazione che non sia solo lo specchio del paese, ma che sia qualcosa di calato a forza, perché a tante persone non ne frega assolutamente niente di tutte quelle storie qua. Gli interesserebbe magari invece capire del contesto, dello sfondo di quello che si diceva prima, cioè del fatto che esistono comunque, e da questo punto di vista credo che la cosa sia replicabile in tanti contesti diversi, no? Esistono ambienti corrotti e chiusi che poi però condizionano la vita degli altri, è come se la condizionano. Quindi lasciamo perdere il delitto, chi è stato, chi non è stato, che è una vicenda sarebbe dovuta essere una vicenda squisitamente giudiziaria, ma quello che conta era il contesto, l'ambientino che veniva fuori da lì, e che secondo me non verrà più fuori a questo punto. Tu cosa ne dici? Silvia Salis, dopo Bloomberg, The Guardian e Vanity Fair, in Italia, a tempo che fa, va alla festa di Repubblica e si parla di una sua partecipazione a Amici di Maria De Filippi. Ok, forse ci siamo, dai, va bene. Ti ho risposto bene? Abbiamo capito? Sì, perfetto, ho capito tutto. Non ho bisogno di farti altre domande, Max. Stavo leggendo, non stavo inventando. Ho capito, sto facendo notizia. Ho capito perfettamente. Questo è. Tu hai fatto Ho letto che i genitori dei Poggi fanno una pioggia di querele. 200. A me anche questa... Sì, ecco, a me anche questa cosa. Cioè, ormai... come uno parla, anche questa cosa di fare le querele ai cretini dei social. Cioè, io conosco gente che ha fatto 4.000 querele. Cioè, mi pare difficile di continuare a stare a parlare Poi è gente che va in piazza per la libertà di informazione. Senti, l'ultima cosa, ultimissima, perché ci mancano pochissimi minuti, però l'abbiamo sfiorata Silvia prima. Salis. No, l'abbiamo sfiorata però prima. Attenzione, anche Ilaria Salis, che lei non...
non lasciamola indietro. No. Però a me Questo è essere utili. mi ha molto interessato, Max, e qui tocco l'ultimo tema della nostra conversazione di stamani, il tuo pezzo sul tuo substack.com. Chi è il prossimo? .com. Chi è il prossimo? Perché tu ti sei occupato lì di quello della questione alla quale abbiamo accennato prima, no? Il nuovo clima politico generale, politico-mediatico, diciamo così. Tu hai parlato di sistema Mediaset Fatto Quotidiano, che è la traslazione sotto un profilo mediatico del nuovo modello Mediaset, Marina Berlusconi, grandi intese, governo tecnico, Meloni vai a casa, saluti e baci a tutti gli altri, che sta avanzando, no? Lei ha smentito. Sì, ha smentito per modo di dire, perché la sostanza rimane la sostanza. Il sistema Mediaset Fatto Quotidiano mi pare che non sia un'invenzione tua, no? Allora, prendiamo atto che sono tutti lealisti con la Meloni, col governo di destra, però questa cosa qui che la Marina sta facendo, le larghe intese col PD, eccetera, viene da cosa? Viene dalla stampa, perché le è stato detto di tirarla fuori, un po' come la Concita per il nuovo ministro puttaniere, cioè le dicono così. E se ne erano accorti in pochi fino a che l'ha amplificata Dagospia. Ora, Dagospia non è un sito neutrale. Dagospia non è un sito neutrale, Dagospia è un'articolazione di quella parte dei servizi segreti che sono riferiti all'Unione Europea, all'Ucraina, a Zelensky, e che è in contrapposizione con la parte dei servizi segreti che è più su posizioni filo-putiniane. Quindi in questo caso la Marina Berlusconi deve spiegarsi con Dagospia, cioè con quella parte di servizi segreti, cioè la faccenda ha una connotazione politica e assume tutti dei significati politici, cioè non è gossip. E che il fatto che ci sia un'alleanza di fatto è vero. Quindi queste smentite non so poi dove vanno a parare. Mi sembrano anche quelle, si fanno sapendo che non verranno credute perché vanno fatte. Però questa è una cosa che è partita dai servizi, cioè a dire guardate che il momento è arrivato, ormai questa coalizione è pronta, e allora diamo un altro colpetto alla parte della Meloni. La Meloni non deve durare oltre l'estate. Siamo all'eterno ritorno qua. Niente di nuovo, sempre lo stesso giro. No, mai. Sempre lo stesso poi giro. Sono affari loro, non è appassionante. Vabbè, non è appassionante. Però è così, e tutti fingono di crederci, di non crederci. Ma non è appassionante, insomma, ma è qualcosa di ci Mattarella e anche non solo di Mattarella, ma di tutta una scena internazionale, la Meloni deve cadere entro luglio. Vedremo. Poi non lo so come andrà a finire. Intanto cade la fine della nostra chiacchierata, perché sono le 11. Io ringrazio Max Del Papa, tutti coloro che ci hanno seguito, scritto, eccetera, eccetera. Abbiamo Riccardo che ci saluta, grazie Max. Dov'è l'elogio del dubbio, scrive Antonello. Questi pseudo intellettuali sanno di tutto e di tutti e ti spiegano la vita. Specchia, hai voglia se specchia, scrive un altro, se specchia il paese. Comunque, l'elogio del dubbio l'ha fatto Mattarella dicendo che bisogna essere certi del vaccino. Ho fatto la bambinaia con ragazzi handicappati per 20 anni nelle scuole come dipendente comunale, i più begli anni lavorativi della mia vita. È un altro messaggio che ci è arrivato, nel nome del quale noi ci salutiamo. Grazie Max, grazie a tutti. Buona prosecuzione di ascolto, buon pomeriggio. Arrivederci.